C'è stato poi presentato a Udine il calendario dell'Arma che parla anche il friulano, è infatti nato tra una rinnovata collaborazione fra l'Arma, la Regione e l'Arlef. Andiamo proprio a vedere il servizio dedicato al calendario storico dei Carabinieri, questa edizione 2025 che ha la particolarità, la novità, o meglio il ritorno al passato dello sposarsi con la lingua friulana. Ogni anno cerchiamo di dargli un taglio diverso, un qualche cosa che per tutto l'anno darci un segno in chi lo riceve e chi lo legge. I Carabinieri e giovani è il tema del nuovo calendario storico realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola e Maurizio De Giovanni. Il primo, che ha curato la veste grafica dell'opera, è considerato un artista poliedrico del nuovo futurismo e della pop art italiana, mentre secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzo Falcone e Mina Settembre. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell'ambiente e del rispetto per l'altro, l'inclusività e la solitudine sociale. La sua particolarità, che sposa al suo interno anche la lingua locale, in questo caso il friulano, sinonimo di unione tra l'Arma e le genti friulane, sempre più radicato come un collante. In questa regione, dove una cultura così tradizionalmente legata anche a questa lingua, l'Arma che vive il territorio intensamente non poteva non avvertire la necessità di venire incontro a questa esigenza che è culturale, non soltanto folcloristica, e quindi ben volentieri ci siamo prestati a questo tipo di collaborazione con gli enti regionali che si sono dati protagonisti per realizzarla.